Anch'io ringrazio ovviamente il Presidente Zaia per la sua presenza qui perché l'incontro di oggi consente, anzi impone un confronto politico-istituzionale fuori dai toni e dai modi da campagna elettorale o da propaganda con i quali purtroppo il tema è stato affrontato fuori di qui in questi giorni. Siamo tutti, penso, consapevoli che non stiamo parlando di un'emergenza, o meglio, è un'emergenza nei tempi e nei modi, nel senso che non sono prevedibili gli arrivi quando ci sono e quante persone coinvolgono, ma sicuramente stiamo parlando di un fenomeno che è strutturale e la mancanza di ordinarietà con la quale questo fenomeno è stato affrontato ce la portiamo avanti dal 2011, anno nel quale ci sono stati i primi corposi arrivi e che è stato affrontato con misure di emergenza che la nostra commissione sa bene generano poi anche delle distorsioni nel sistema stesso di accoglienza. Questa commissione, come bene saprà il Presidente Zaia, vuole conoscere il sistema di accoglienza e individuarne anche le inefficienze, che è palese a tutti che ci sono perché è evidente che qualcosa non funziona. Il lavoro che la Commissione vuole fare è quindi un lavoro serio e critico, volto a proporre anche delle soluzioni rispetto ad un fenomeno che né io, né lei Presidente, né il Governo è in grado di fermare oggi su due piedi. C'è un lavoro in corso appunto a livello europeo, però nel frattempo il problema va affrontato. Sono anch'io d'accordo che è necessario partire facendo un po' di chiarezza. Io non voglio entrare nei tecnicismi che lei giustamente ci ha descritto sulla polemica della conferenza unificata del 10 luglio 2014. Però mi pongo una domanda forse anche semplice. Se la Regione Veneto non ha partecipato per prassi, per far passare comunque un provvedimento ad una riunione, penso che sia anche prassi che poi ci si adegui alle decisioni di chi le assume a maggioranza. Cioè, se si è consapevoli che non partecipando a una decisione, questa decisione viene comunque assunta, penso sia anche consapevole il fatto che poi a questa decisione si deve in qualche modo ottemperare. Anche perché è proprio in quel provvedimento che si delinea il sistema di accoglienza nazionale che dovrebbe essere appunto necessario per affrontare il problema. E qui mi viene anche appunto la prima domanda. Quando lei dice che oggi non riconosce, quindi per lei è saltata diciamo, questo accordo, mi chiedo quindi se per lei anche tutto il sistema che in questo accordo viene stabilito non è valido, cioè se quindi debba saltare il sistema su tre livelli che in quell'accordo viene definito. Accordo che si basa ovviamente su una collaborazione istituzionale che è alla base per affrontare un problema di queste dimensioni e di questa gravità. La sua posizione è chiarissima e ci tengo a specificare che la posizione dell'ente regionale non è la posizione dei veneti, perché sebbene lei rappresenti una grossa percentuale dei veneti in base alle elezioni dell'ultimo 31 maggio, ci sono anche dei veneti che magari non la pensano come lei. La sua posizione quindi è di totale diniego a qualsiasi coinvolgimento dell'ente regionale nella gestione dell'accoglienza. Però vorrei evidenziare che il fatto che la Regione non si assuma nessuna responsabilità non significa che tale responsabilità non ci sia. Semplicemente questa responsabilità viene scaricata sugli altri attori che sono coinvolti in questo sistema e che sono prima di tutto i cittadini, perché di fatto in questo momento i cittadini sono coinvolti in un dibattito che crea anche, come si dice spesso, molta confusione. Prima di tutto nella distinzione tra profughi e migranti economici che lei giustamente ci tiene a distinguere. E anche su questo mi risulta un po' diverso il dato che lei prima riportava, perché in base ad un'indagine che ci è stata trasmessa mi risulta che le proporzioni siano inverse, ovvero che sommando rifugiati e coloro che hanno diritto alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria, il 60% dei richiedenti ha diritto alla protezione, mentre il 37% no, quindi che le proporzioni siano ribaltate rispetto a quelle che lei
che lei portava. Quindi i cittadini veneti, sebbene la Regione Veneto questa responsabilità non se la voglia assumere, di fatto vengono coinvolti comunque nel fenomeno. Tali responsabilità si scaricano ovviamente sui prefetti. Io sabato a Eraclea ero presente con il prefetto Cuttaia e con il sindaco, ero presente di fronte a 200 persone tra abitanti e diciamo turisti, comunque proprietari di seconde case a Eraclea Mare, e quindi ho vissuto in prima persona le difficoltà di gestione di questo tipo di fenomeno, anche perché, proprio perché vi sono delle mancanze e dei buchi nel sistema di accoglienza, a Eraclea queste persone sono state collocate in un edificio di un privato, in un residence turistico, e non mi pare obiettivamente che quella sia la collocazione ideale. Ma mi chiedo, se la Regione Veneto fosse coinvolta in un tavolo regionale e fosse con entrambi i piedi seduta a questo tavolo, non è che queste situazioni si potrebbero evitare? Non è che il criterio che anche lo stesso Presidente Renzi ha chiarito, che per esempio le località turistiche non vengano, diciamo, coinvolte da questo tipo di accoglienza in piena stagione, non è che se la Regione ci fosse stata, forse questa situazione si sarebbe potuta evitare? Perché, Presidente, mentre lei dice no a questo, al coinvolgimento della Regione nella gestione di questo sistema, di fatto in Veneto, come lei diceva, ci sono 3.966 migranti, ci sono 145 strutture temporanee di accoglienza, e è vero che solo 5-6 comuni hanno dato la disponibilità ad accogliere i migranti, ma di fatto sono in questo momento 105 i comuni veneti che ospitano dei migranti in base anche al sistema dello SPRAR. Quindi capisce che di fronte comunque ad un ente regionale che rifiuta il sistema di accoglienza, di fatto i veneti lo stanno comunque facendo, anche perché diceva appunto siamo un popolo abituato ad accogliere. Quindi e vorrei precisare anche, è vero che ci sono solo 5-6 comuni che hanno dato la disponibilità, però mi permetta che in questo clima è anche ovvio che siano pochi i comuni ad aver dato la disponibilità. Primo perché sono sottoposti ad un fuoco incrociato legato alla paura dei cittadini, che è comprensibile assolutamente, e dall'altro anche allo screditamento che viene fatto in questo clima rispetto ai comuni che danno accoglienza. Quindi mi pare anche normale che un sindaco in questo momento non si esponga, non solo perché non ci sono disponibilità di strutture, ma anche per le conseguenze che questo ha. E di fatto in questo momento si sta chiedendo maggiore accoglienza e maggiore impegno a chi già lo sta dando, cioè a quei 105 comuni che già di fatto ospitano dei migranti ai quali viene chiesto uno sforzo in più. È ovvio che io ritengo che, ma le chiedo anche, la mancanza di una regia regionale in questo momento faccia pesare ancora di più il problema rispetto a come potrebbe essere gestito. Si sono paventate delle ipotesi, e su questo le chiederei anche una sua opinione, una sua posizione, perché anch'io ho sentito il prefetto di Venezia che mi avvisava di questi arrivi, tra oggi e domani anche altri 50, mi diceva, poi vediamo, i numeri sono sempre poi da verificarsi dopo. E effettivamente lui dice: io fisicamente non so più dove collocare queste persone, che però sono qui e delle quali io sono ovviamente responsabile. Si parla di due possibili strade sulle quali anche i comuni sarebbero coinvolti: da un lato quella di cercare di imporre in un certo senso un'accoglienza diffusa, che sarebbe sicuramente quella meno impattante, quindi però suddividendo diciamo, l'accoglienza tra tutti i comuni, non aspettando che ci sia una espressione di volontà, ma condividendo la divisione di un impegno comune, ma è ovvio che la Regione per prima dovrebbe metterci del suo, oppure l'ipotesi di aprire delle caserme questa è l'ipotesi che gira in Veneto e che ho sentito dire, rispetto all'ipotesi di individuare dei luoghi comunque da utilizzare per questa prima accoglienza. Poi un'altra cosa sulla quale volevo avere un po' di chiarezza anche da lei è che
riguarda la parte economica, nel senso che risulta che la Regione Veneto abbia chiesto dei fondi aggiuntivi per la gestione dei migranti. Io le chiedo in questo caso quindi se è vero, se questi fondi ci sono e come vengono utilizzati, o se la Regione non ha queste competenze e quindi non dispone di questi fondi. Si parlava appunto di questi 19 milioni di euro, vorrei capire meglio da lei che fondi sono e come vengono utilizzati. E poi, ultima cosa, poi mi taccio anch'io. ehm, Lei giustamente vuole sempre distinguere, cosa che però bisognerebbe fare anche con i cittadini, la situazione del profugo rispetto a quella del migrante economico. Quindi anche spesso i cittadini, la comunicazione, bisognerebbe chiarire la diversa situazione dalle quali queste persone provengono, premettendo che comunque anche il migrante economico, se viene qua, è perché probabilmente nel suo paese non c'è una condizione che gli consente di vivere in maniera dignitosa. Rispetto a quest'ultima condizione, quella del migrante economico, bisogna dire che per esempio in Veneto sono state recentemente avviate 2 nuove commissioni per la valutazione dei criteri, quindi per l'individuazione più veloce della condizione di una o dell'altra persona, dell'altra condizione. In questa commissione è emerso in più occasioni che la strada è quella di accelerare, quindi di rendere il sistema più efficiente, più veloce. Io le chiedo, rispetto alla posizione appunto dei migranti economici, che comunque rappresentano una forza lavoro per la nostra regione, secondo lei qual è, visto che si vuole distinguere le situazioni, qual è la soluzione, se non quella insomma, di una gestione dei flussi a livello europeo? E secondo lei quanto incide in una posizione che il nostro paese sta tenendo a livello europeo le posizioni di regioni come la nostra, appunto il Veneto e la Lombardia, che rispetto ad un'Italia che sta cercando di giocarsi un ruolo a livello europeo e cercando di dividere insieme agli altri paesi le responsabilità e anche il farsi carico di questo fenomeno, in quale modo queste posizioni invece discordanti non possono in qualche maniera danneggiare la posizione del nostro paese. Quindi ho fatto alcune domande specifiche, eventualmente mi riservo dopo di intervenire. Grazie.